Di cosa stiamo parlando questo mese? Della Bibbia, della parola. E qual è il tema? Vediamo se qualcuno si ricorda. Qual è il tema? Purtroppo non abbiamo il banner qui, ma chi si ricorda qual è il tema? La Bibbia è sbagliata. È questo il tema? La Bibbia è sbagliata. Allora qual è il tema? La Bibbia ha ragione. Questo è il tema che noi abbiamo scelto per questo mese. La Bibbia ha ragione. Qualcuno pensa il contrario? Si pensa, l'intuito la proposta di questo mese è proprio di cambiare questo pensiero, no? Il tema di questo mese è proprio questo di aiutarci a capire quanto vero è la parola del Signore, di farci capire che la sua parola è la verità, anche se è stata scritta dagli uomini, no? Noi abbiamo imparato già che Bibbia è una parola che viene tradotta dal greco, che vuol dire libri, una raccolta di libri, no? Abbiamo già imparato che la Bibbia è stata scritta più o meno nell'arco di 1500 anni, no? È stata scritta lì dal 1400 avanti Cristo fino al 90 più o meno 95 dopo Cristo. Questo è il periodo che è stato scritto la Bibbia da più o meno 40 uomini, no? E questi uomini, tutti quanti di re, dottori, agricoltori, pescatori, dei più diverse culture e anche livelli di culture diverse, no? Luca, per esempio, era medico, era un dottore, no? Pietro era un pescatore, possiamo vedere la differenza. Ma quando loro scrivono, ispirati dallo Spirito Santo, sono venuti fuori delle cose meravigliose che fino ad oggi ci insegnano, no? La Bibbia contiene la parola di Dio o la Bibbia è la parola di Dio? Cosa pensate? Il resto è un po' indeciso così. Cosa pensate? La Bibbia contiene la parola di Dio, alzate la mano. La Bibbia è la parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Ci sono un po' lì che sono indecisi, sono in mezzo alla strada, ma io voglio dirvi che la Bibbia non contiene la parola di Dio. La Bibbia è la parola di Dio, perché se la Bibbia soltanto ne avesse la parola di Dio dentro, allora sarebbe sottomessa al giudizio dell'uomo. E allora non sarebbe la parola di Dio, perché la parola di Dio è completa in se stessa, dall'inizio alla fine. Anche se è stata scritta in 3 continenti diversi, da 40 uomini diversi, di culture diverse, di livelli di apprendimento diversi, lei si completa dall'inizio alla fine. Lei si completa dall'inizio alla fine, no? E la parola di Dio parla per se stessa, no? Noi possiamo leggere dall'inizio il versetto che è il tema del nostro mese, no? Il versetto che noi abbiamo scelto come tema, che si trova in 2 Timoteo. Avete le vostre Bibbie lì, il cellulare, no? Sì, 2 Timoteo 3,16. Non usate il cellulare per andare sul Facebook in chiesa. Qualche volta ne ho già visti, no? Aggiornando gli amici, guardando i posti degli amici in mezzo al culto. Non usate per questo. Al massimo usate per leggere la Bibbia. Al massimo, no? Usate il cellulare soltanto per la Bibbia, non usate per altre cose, perché questo ci toglie l'attenzione, è una distrazione che ci impedisce di imparare, di capire quello che lo Spirito Santo vuole parlarci, no? Allora state attenti con queste cose. A volte dici, ma è un'occhiata veloce, e ti distrai
Il problema è che distrae anche quello che è a fianco a te, e così dà una sbirciatina così e pronto. Magari era proprio quello momento lì che lo Spirito Santo voleva parlare qualcosa. Una volta un pastore ha detto: guarda, il Signore può parlarci in tanti modi, ma sicuramente non sarà su il nostro cellulare. Sicuramente non sarà sul nostro cellulare. Il modo giusto sarebbe arrivare in chiesa e mettere il cellulare in silenzioso, perché così non ci disturba, perché magari tu hai il cellulare in tasca e anche se è sulla vibrazione, vibra un po', hai già la voglia di mettere la mano in tasca per vedere chi ti sta scrivendo, cos'è. Allora impariamo questo e pratichiamo questo, mettiamo il nostro cellulare nel silenzioso appena arriviamo in chiesa, in modo che questo non venga a essere una distrazione da impedirci di ascoltare la parola di Dio. Amen. 2 Timoteo, ho messo il 16 e il 17, e dice così: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Paolo, scrivendo a Timoteo, lui ribadisce questo: ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura, ogni parola dell'Scrittura. È ovvio che nel tempo, no, la scrittura è stata scritta perché gli originali non sono mai stati trovati, perché con il tempo si sono disfatti, perché era papiro, pergamena, no? Con il tempo si è disfatto, ma con il lavoro degli scribi, no, che erano proprio dettaglista nelle cose, in questo lavoro di riscrivere la parola di Dio, questa parola è andata avanti nel tempo. Però qualche sbaglio magari lì c'è stato, ma una cosa che tutti gli studiosi, noi possiamo leggere, noi abbiamo tante informazioni su questo, la Bibbia non si contraddice mai. La Bibbia non si contraddice mai. Magari qualche divergenza di punto di vista in qualcosa lì, no? Era un cieco solo, erano 2 ciechi all'entrata di Gerico, all'uscita di Gerico, no? Magari qualche divergenza così, ma la Bibbia non si contraddice. La Bibbia è completa, no? Perché? Perché ogni scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare. Io a volte uso un esempio, per esempio, io vado a viaggiare e Luca deve raggiungermi dove sono. E io lascio a lui una mappa, disegno una mappa in modo che lui possa trovarmi. Io farei questa mappa in modo sbagliato? No. Io cercherei di fare questa mappa nel modo più chiaro possibile, nel modo più giusto possibile, in modo che lui, guardando la mappa, possa raggiungermi con facilità. Se Dio ci ha lasciato la sua parola, lui non avrebbe mai permesso che qualcosa di sbagliato, che potesse cambiare la nostra via, succedesse. Lui ha lasciato la sua parola, lui ha preso cura della trascrizione della sua parola, in modo che fino ad oggi poteva essere perfetta in tutte le cose, in modo che leggendo la sua parola potessimo capire quello che lui vuole da noi, qual è la sua volontà per noi e dove lui vuole che noi arriveremo, dove lui ci vuole portare. Giovanni 17:17, Gesù parlando dice così: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Gesù testifica questo: Padre, la tua parola è la verità. Noi possiamo essere sicuri che la sua parola è la verità. Noi possiamo essere sicuri che la sua parola è perfetta dall'inizio alla fine. Noi possiamo fidarci della parola del Signore. Tante persone, noi abbiamo già visto tante volte
tante volte nella storia delle persone che si sono alzate lottando con tutte le sue forze per screditare la parola del Signore, per distruggere la parola del Signore, ma nessun altro libro ha resistito a lungo come la parola del Signore. La parola del Signore è il libro più venduto assolutamente in tutto il mondo. Loro parlano in 6 miliardi, vero, di copie più o meno, 6 miliardi di copie in tutto il mondo. Sono in quasi 2500 lingue diverse. Nessun libro nella storia ha resistito al tempo così tanto a lungo. E la parola ancora oggi, quando è letta, porta cambiamento. Non c'è nessuna parola che impatta il cuore dell'uomo come la Bibbia, non c'è nessun libro che impatta il cuore dell'uomo come la Bibbia. Quando è letta cambia, a volte un versetto solo ci cambia la vita quando noi lo leggiamo, quando abbiamo la rivelazione dello Spirito Santo per quello versetto lì, quello versetto ci cambia la vita. Quello versetto ci cambia la vita. Dai 12 apostoli, tranne Giuda che è stato il traditore, 10 sono stati uccisi per conto della parola di Dio. Chi potrebbe mai con la sua vita difendere una causa che non erano sicuri di che era vera? E guarda che sono stati sono morti in situazioni proprio terribili, ma non si sono tirati indietro. Perché? Perché loro amavano la parola e loro credevano nella parola. Loro sapevano, perché? Perché sono stati testimoni oculari. Loro hanno accompagnato Gesù e allora loro difendevano con la loro vita la predicazione della parola di Dio. Se magari qualcuno avesse un dubbio, nel momento lì loro potevano dire no, aspetta, non è proprio così, guarda che, no dai, lasci stare questa cosa di parola, io tengo la mia vita, non sono proprio sicuro che Gesù è venuto, che Gesù è morto nella croce, non sono proprio sicuro di queste cose che sono scritte qua, allora lasci stare, vado via e taccio, non parlo più niente. Ma nessuno ha fatto questo. Loro hanno portato a fine la loro missione, sono stati chiamati per questo, loro credevano e hanno sacrificato la loro vita per amore di questa parola. Perché? Perché loro sapevano che tutto questo che c'è scritto qua dentro è vero. Loro avevano capito per lo Spirito Santo di Dio il quanto vero è la parola di Dio. E questa certezza deve essere dentro il nostro cuore. Noi non possiamo avere dei dubbi. Ma questo qua sembra un po' strano, ma sarà vero questa cosa? No, questi dubbi non possono neanche passare per la nostra testa. Magari ci domandiamo delle situazioni, ma noi dobbiamo andare dal Signore e chiedere a Lui: Signore, che il Tuo Spirito Santo possa chiarire questi dubbi nella mia vita, nella mia mente, in modo che io possa credere nella Tua parola con tutto il mio cuore. Amen. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 20 e 21. Seconda Pietro 1, 20 e 21. Pietro ci scrive così: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia delle Scritture proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Amen. Possiamo leggere di nuovo? Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, mai dalla volontà dell'uomo. Ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro sta dicendo: guarda,
tutto quello che c'è scritto, ogni profezia, ogni insegnamento è venuto da parte di Dio. Perché? Perché l'uomo da se stesso non è in grado di fare questo. Questo vuol dire che la parola di Dio è credibile al 100%. La parola del Signore è credibile. Allora, noi dobbiamo capire che la sua parola è ispirata da Dio e per questo non contiene la parola di Dio, ma è nella sua integrità la parola di Dio. Amen. Noi crediamo in questo? Amen. Gloria a Dio. Dio, nel corso del tempo, no? Lui stava sempre dicendo al suo popolo: scrivete tutto quello che vi ho parlato. No? È una cosa che il Signore ha sempre avuto cura che fosse fatto in modo degno e fatta bene. No? Allora, in Esodo, per esempio, 34:27, lui parla a Mosè. Esodo 34, all'inizio della Bibbia, là, Esodo 34:27. Il Signore, parlando con Mosè, dice così: poi il Signore disse a Mosè: scrive queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. Dio lì stava dando una ordine a Mosè di scrivere tutte quelle leggi in modo che potesse restare registrato, in modo che anche le altre generazioni che venissero potessero avere accesso a tutte quelle informazioni lì, in modo che loro potessero crescere nella sua presenza, compiendo i suoi comandamenti. No? Dopo a Giosuè, no? Dopo Mosè, quando Mosè è morto, Giosuè è diventato il capo del popolo di Israele. A Giosuè lui dice lo stesso, Giosuè 24:26. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio. Prese una gran pietra e la rissò sotto la quercia, che era presso il luogo consacrato del Signore. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge. Lui ha aggiunto delle cose al libro della legge e questo è stato messo lì in modo che potesse restare come conoscenza per i popoli che dovevano venire, per le generazioni che venivano in avanti. Non ci sono dubbi che era il desiderio del cuore di Dio che questa parola restasse per noi, per insegnamento del suo popolo, come guida per ognuno di noi, come dice il salmista, luce per il nostro cammino, per illuminare la strada in cui noi dobbiamo seguire nella sua presenza. Era proposito suo, per questo lui ha lasciato la sua parola per guidarci. Però se noi non la leggiamo, se noi non prendiamo in mano la Bibbia e la leggiamo, noi non conosceremo mai quello che il Signore ha, noi non sapremo mai quali sono i Suoi propositi per la nostra vita, noi non conosceremo mai i Suoi piani per la nostra vita. Magari conosciamo qualche versetto, quelli che sono più citati nella Chiesa, no? Ci viene in mente ogni tanto, ma il contesto della parola, la storia della Bibbia, la dimostrazione dell'amore del Signore dall'inizio alla fine per ognuno di noi, il piano di salvezza, questo non ci entra nel cuore perché intanto noi non conosciamo. E allora quando qualcuno viene con qualche informazione, noi non abbiamo i piedi fermati sulla parola del Signore, noi usciamo dalla strada. Perché nei giorni d'oggi è proprio quello che c'è. Ci sono tanti che insegnano delle cose che vanno contro la Bibbia. E magari noi guardiamo quegli insegnamenti lì e vanno bene per noi perché ci fa bene, a volte lavora con il nostro ego, lavora con i nostri piaceri e a volte noi ci fermiamo un po' a pensare, ma magari non sarebbe meglio questo qua, perché la Bibbia è tanto rigida nei suoi concetti. La Bibbia è tanto esigente e magari questo qua è un po' più tranquillo, no?
Intanto dice il detto che tutte le strade portano a Dio. Magari anche questo qua può funzionare, no? È vero che tutte le strade portano a Dio? No. Portano da qualche parte, meno a Dio. Anche questo noi impariamo nella sua parola, perché noi sappiamo che c'è una strada che ci porta a Dio, che è Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, questo noi dobbiamo capire. Questo deve entrare nel nostro cuore. Quando viene qualcuno da te a dire che guarda, io non credo nella Bibbia, noi dobbiamo avere un po' di conoscenza o meno per dire guarda che la Bibbia è stata ispirata da Dio e è verità dall'inizio alla fine e noi possiamo fidarci di lei, noi possiamo riposare nelle sue promesse. Perché? Perché Lui è uno che compie le sue promesse. Meraviglioso, apre il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità. Mio Dio, questo è ciò che sei. Ma noi abbiamo questa sicurezza nel nostro cuore. Noi siamo sicuri di che la Bibbia è vera, perché tante volte noi ci comportiamo come se questo qua non avesse valore nella nostra vita. È proprio questo che succede. Noi abbiamo delle parole pronte, no? Noi abbiamo delle parole pronte da dire ai nostri fratelli quando un fratello ne ha bisogno di qualcosa. Oh, no, tu sei più che vincitore, fratello, vai avanti, tu puoi ogni cosa in Gesù che ti fortifica. Ma quando tocca a noi, noi non crediamo davvero in quei versetti lì. Noi siamo sempre pronti a dare queste parole, perché sono parole pronte che noi abbiamo imparato a dare ai nostri fratelli. Siamo bravi in questo. Ma quando tocca a noi, quando il problema è nostro, noi ci buttiamo per terra e diciamo: Signore, perché le cose vanno male così? No, non ce la faccio più. Dove sei, Gesù? Non mi ascolti più. No, tutto va bene per Jean-Claude, ma per me no. Tutto va bene per la Brunelli, ma per me no. Guarda Stefano, che bello che è. E io no, Signore. Perché per lui è così, per me no. E noi ci mettiamo lì a piangersi addosso, come se la parola di Dio avesse perso il valore per la nostra vita, non ci riguardasse. È vero o no? È vero o no? Tante volte noi ci comportiamo così. Le promesse del Signore hanno valore per le altre persone e noi siamo bravi in far ricordare alle altre persone le promesse del Signore. Ma quando tocca a noi, noi dimentichiamo subito che questa parola non ha mai perso il suo valore. Magari vale per i miei fratelli, ma per me non vale. Magari questa parola è fedele nella vita di altre persone, ma nella mia vita non vale. Ma perché non vale? Perché noi non crediamo nella verità della sua parola. Noi non crediamo che tutto questo che c'è scritto qui è vero. E noi lasciamoci portare delle cose che soffia Satana nel nostro orecchio. Noi lasciamoci portare di queste idee malegne che vengono dette, no? Guarda che la Bibbia non è vera, la Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia contiene la parola di Dio, ma ci sono tante cose lì che sono solo racconti. Io mi ricordo che una volta un pastore stava predicando la parola nella chiesa e è entrato un signore, no? E lui ha detto: in quel momento che Dio ha aperto il mare per il popolo di Israele passare, questo signore si alza e dice: questo è sbagliato. Come? Sì, questo non è vero. E come mai non è vero? C'è scritto nella Bibbia. No, non è vero, perché in verità il mare non si è aperto. In verità loro sono passati lì perché le acque in quello punto del mare erano basse così. E loro sono riusciti ad attraversare lì senza avere nessun problema. Questo è stato dimostrato, ha detto lui. Il pastore ha detto:
allora il miracolo c'è stato lo stesso. Perché come si sono annegati tutto l'esercito dell'Egitto, lì in un'acqua, basta così. La Bibbia è la verità in ognuno dei suoi punti. La Bibbia è la verità, non c'è modo di smentire la parola del Signore. Tanti uomini hanno provato questo, tanti scienziati hanno provato questo, ma è impossibile. Loro hanno dedicato la loro vita a studiare la Bibbia per trovare qualcosa che fosse sbagliato nella Bibbia, qualcosa che non fosse vero nella Bibbia, e non hanno mai trovato. Qualcuno dice, ma guarda che nella storia era così, così, così. Nessuno ha vissuto in quell'epoca per capire bene cosa è successo. La Bibbia è la verità e basta, e noi possiamo fidarci di tutto quello che c'è scritto lì. Qualcuno ci ha amato, qualcuno ha dato il suo figlio per noi, alleluia, Gesù è venuto. Fratelli, l'archeologia ci aiuta tanto in questo, basta andare su internet e si trova tantissime informazioni su questo. Ci sono più di 5.500 manoscritti che dimostrano che la Bibbia è vera. Manoscritti che sono stati trascritti con il tempo, che dimostrano che la Bibbia è vera e nella sua totalità. Nel 1947 sono stati trovati 800 manoscritti lì nel Mar Morto, in un posto che si chiama, dov'è? Qumran, non so se si pronuncia così. Qumran. Sono stati trovati 800 manoscritti, dei quali 200 riguardava al Vecchio Testamento. E lì c'era quell'uno che il pastore Jean-Claude ha parlato, che hanno trovato il libro di Isaia completo, no? Quello che aveva 7 metri. Hanno trovato tutti quanti. Non c'era soltanto nei frammenti lì, non c'era soltanto qualcosa che si riguardasse al libro di Ester, ma tutti gli altri libri del canone biblico c'era lì, in quei manoscritti che hanno trovato nel Mar Morto. È vero, ci sono nei musei. Qualcuno ha trascritto, qualcuno ha lavorato in modo che questa parola potesse arrivare ad ognuno di noi nella sua integrità. Alleluia. E loro hanno studiato questi manoscritti e datava di più o meno 150 a 70 avanti Cristo. La data di quei manoscritti che hanno trovato lì vicino al Mar Morto. Magari qualcuno di voi è mai andato a Gerusalemme? Avete visto lì, no? Quante cose tu riesci a capire della Bibbia camminando in mezzo, solo nella Gerusalemme storica lì. Tu riesci a capire tante cose che la Bibbia ci racconta. Ci sono già tante cose lì che tu puoi presenziare, che tu puoi guardare con i tuoi occhi, no? Come si dice il tanque di Bethesda in italiano? Di Bethesda, dove si muovevano le acque? La piscina di Bethesda, si dice? Ok. La piscina di Bethesda l'hanno trovata e era proprio uguale, identica a quello che raccontava la Bibbia. Nelle escavazioni, no, hanno trovato sottoterra, no, io sono stato lì, abbiamo visto, è proprio come ci racconta la Bibbia, no? No? Io sono andato al tanque di Siloè, dove Gesù ha chiesto al cieco, no? Lui ha messo del fango negli occhi del cieco e gli ha detto: vai e lavati nel tanque di Siloè. Però era un sabato e non si poteva camminare tanto nel sabato, no? Il cammino di un sabato era più o meno 900-950 metri, il cammino di un sabato. E
Guardando là, tu capisci che la distanza è proprio quella, da dove era il Tempio fino a questo posto là, la piscina di Siloè. Lì è piccolino, non so se si può chiamare di piscina. La Bibbia viene confermata dagli scavi archeologici e tante cose che loro trovano, perché ci sono sempre questi studiosi lavorando lì, scoprendo delle cose che riguardano le storie, scoprono le città, no? E tutto questo viene attestando che la Bibbia è vera. Non c'è modo di dire che la Bibbia non è vera, che i suoi racconti non sono veri. Qualcosa magari non è stata ancora ritrovata, ma questo non vuol dire che questo non sia vero. Se il Signore ha parlato, è vero. Ah, ma come può un grande pesce ingoiare un uomo per 3 giorni e lui rimanere vivo lì? Anche se lui avesse ingoiato il pesce grande, io credevo lo stesso. Perché? Perché il Signore ha detto. Il Signore ha detto. E se il Signore ha detto, io dico sempre, no, alla Mariana, a volte noi stiamo pregando per qualche situazione nella nostra vita, no, per qualche situazione nella Chiesa, e io dico al Signore, Signore, dammi la tua conferma, perché se tu dici, io mi lancio con gli occhi chiusi. Perché? Perché io mi fido della sua parola. E è così che io vedo il Signore. È così che io vedo la Bibbia. Quando Lui parla, Lui compie. Quando Lui parla, è vero. La Bibbia è inerrante in tutti i suoi aspetti. No? Ci sono delle cose che Dio non può fare. Dio non può mentire. No? Dio non può mentire. Non credere nella sua parola è lo stesso che non credere in Lui. Non credere in tutto quello che Lui ha detto è lo stesso che non credere in Lui stesso. Ah, io credo in Dio ma non credo nella sua parola. Noi stiamo screditando quello che ha scritto. Perché non è proprio Lui che ha scritto, ma è Lui che ha ispirato la sua parola. Noi abbiamo appena letto. Noi stiamo screditando Lui. No? Possiamo leggere Numeri 23:19. Numeri 23:19. Stefano, ci sei? Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola? Amen. Dio non è uomo da poter mentire, né figlio dell'uomo da doversi pentire. Quando Lui ha detto, non porterà a compimento? No? Seconda Samuele 7:28. Chi ci può leggere? Ad alta voce. Seconda Samuele 7:28. Uno solo basta, no? Non tutti quanti. Ora, o Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Amen. Tito 1:2. Tito 1:2. Dopo un altro prendi Ebrei 6:18. Dopo un altro Matteo 24:35 e dopo un altro Deuteronomio 32:47.
Amém. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli, da Dio che non può mentire. Ebrei 6,18, chi l'ha trovato? Luca. Amém. Affinché mediante due cose immutabili, nella quali è impossibile che Dio abbia mentito. Matteo 24:35. Alleluia. Gesù parlando, no? Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non, dureranno per sempre. Deuteronomio 32:47. Amém? Perché questa non è una parola senza valore per voi, anzi, è la vostra vita, ci dà insegnamenti. Alleluia, alleluia, alleluia. Qualcuno ha dato la sua vita per questa parola, in modo che questa parola potesse arrivare a noi. E questa è la nostra sicurezza, che questo è vero, no? Noi possiamo leggere tutto questo, noi possiamo ricordarsi di tutto questo, noi dobbiamo tenere queste parole nel nostro cuore, noi dobbiamo amare questa parola, noi dobbiamo dedicare del tempo a questa parola, no? Noi dobbiamo studiare in modo che lo Spirito Santo possa aprire la nostra mente e che noi possiamo capire tutto questo che c'è scritto lì. Se tu non riesci a capire, vai dal pastore Giulio che lui ti spiega. No? No, noi siamo qui per questo, no? Noi siamo qui per questo, per aiutarvi a capire la sua parola, no? Io so un po', il pastore Jean-Claude sa un po', il pastore Giulio sa tanto, perché lui è insegnante della parola di Dio da tanti anni, no? E noi vogliamo aiutarvi a studiare questa parola, noi vogliamo aiutarvi a capire che tutto quello che c'è scritto qua dentro è vero, è infallibile, è immutabile, le sue promesse non cambiano mai e tutto questo noi ne abbiamo diritto perché è stato fatto per noi. La parola del Signore dall'inizio alla fine è un messaggio d'amore di Dio verso di noi. Lui ha scritto questo per noi, per amore, per farci trovare la via giusta, per farci capire che Gesù Cristo è morto per noi, per perdonare i nostri peccati, per redimerci dai nostri peccati. Ebrei 4, 12, 13. Ebrei 4, 12, 13. Lo scrittore agli Ebrei dice così: infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, in profondità nel nostro cuore, le giunture dalle midola. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. La sua parola è vivente, è viva, è efficace. Tante persone, una volta una persona mi ha detto: guarda, non mi piace molto leggere la Bibbia. Ho detto: ma perché? È perché la Bibbia mi confronta. Ho detto: ma è proprio questo il proposito, no? È proprio questo, noi dobbiamo leggere la Bibbia per cambiare la nostra vita. La Bibbia ci confronterà sempre, e è proprio questo che lo scrittore agli Ebrei sta dicendo, no?
che essa giudica i sentimenti e i pensieri del nostro cuore. Leggendo la sua parola, tu capirai quello che hai sbagliato nella tua vita, noi capiremo quello che hai sbagliato nella nostra vita. L'unico modo di conoscere la volontà del Signore per noi è attraverso la Bibbia, non c'è un altro modo. Servire Dio senza conoscere la sua parola è impossibile, perché come tu riuscirai a compiere i suoi propositi se tu non sai quali sono? Non c'è modo, non esiste un modo. È impossibile. Noi dobbiamo amare questa parola. Noi dobbiamo studiare questa parola. E noi dobbiamo condividere la nostra conoscenza con le persone che non conoscono ancora. Nel 1975 una coppia di missionari americani, lui si chiama Orin e lei Rosa, sono diventati membri di una squadra, si chiama Squadra Mondiale, che nell'epoca si chiamava, perdonate il mio inglese che io non capisco niente di inglese, Regions Beyond Missionary Union, più o meno così, la mia maestra lì, no? E nel 1977 Orin e Rosa, con 2 figli, sono andati a un posto che si chiama Irian Jaya, nell'Indonesia. Adesso si chiama Papua Occidentale, dove sono stati lì per 22 anni lavorando in una tribù che si chiama Kimial. Non so se qualcuno di voi avete mai sentito questa storia, no? Nelle terre alte orientali. Orin, che era il marito, ha piantato delle chiese, faceva discepolato, ha lavorato nella formazione della leadership e 4 anni e mezzo ha lavorato come direttore in quello campo lì. Nel 94 Rosa Kidd ha iniziato la traduzione del Nuovo Testamento Kimial, che ha finito a novembre del 2009. Ha iniziato nel 94 e è finito nel 2009. La consegna del Nuovo Testamento nella lingua Kimial è successa nel 16 marzo del 2010. E io volevo che voi guardasse questo video, l'ho portato, no? È posto lì. Ho chiesto alla Mariana perché il sottotitolo è tutto in inglese, no? Ma io volevo che voi facesse attenzione a questo video, no? Ad ogni dettaglio, guardate ad ogni dettaglio. Qualcuno ci può spegnere, è già andato a spegnere, bravi, spegnere la luce. No, aspetta. Pietro, spegni la luce lì per favore, quelle gialle, perché sennò non vediamo proprio niente là. Si vede poco, vero? Si vede pochissimo, dai, mi dispiace tanto. Comunque vi lascio dopo il link in modo che possiate guardare. Non si vede. Ripartiamo da capo, così la Mariana, mentre lui parla lì, la Mariana traduce in italiano. Io era tradotta nella nostra lingua e parte di essa non lo era. Allora quando altri sono venuti in chiesa e hanno parlato con noi, avevamo una parte della scrittura tradotta
E loro ci hanno detto se magari avremmo avuto l'altra parte tradotta, avremmo capito ciò che loro ci parlavano. E il nostro cuore, adesso che avremo da Matteo a Apocalisse nella nostra lingua, il nostro cuore non sarà più stretto perché non capiamo, ma sarà illuminato. Il popolo Chimio si prepara per ricevere il Nuovo Testamento nella loro lingua. Guardate la festa. Nel momento che stavano ricevendo questo, il pastore ha iniziato a pregare, ha invitato tutti a pregare insieme a loro con le Bibbie in mano. Pronti a pregare. Chiudiamo gli occhi. Oh Dio, il piano che tu avevi dal principio riguardo i tuoi chimios già esisteva nel tuo spirito. Il mese, il giorno che tu hai stabilito è arrivato oggi. Oh Padre, mio Padre, la promessa che hai fatto a Simone che lui avrebbe visto e avuto Gesù tra le sue braccia prima di morire, anch'io ho aspettato sotto la stessa promessa, Dio. Tu hai guardato tutte le lingue diverse e hai scelto quali avresti messo nella tua parola. Tu hai pensato che avremmo dovuto avere la tua parola nella nostra lingua. Oggi, il giorno in cui hai scelto per compiere questo, è arrivato. Oh Signore, oggi hai messo la tua parola nelle mie mani come avevi promesso. Tu hai piantato questo nella nostra terra e per questo, Dio, io ti lodo. Oggi abbiamo ricevuto il premio per quello che abbiamo lavorato. Salmi 126 dice che coloro che seminano con lacrime raccoglieranno con cantici di gioia. Oggi io vedo il frutto del fardello che ho portato per questo lavoro. Dio è un Dio meraviglioso, Lui ci ha dato un meraviglioso regalo, la sua parola. Guardate questi signori anziani, loro riceveranno la parola di Dio, loro passeranno questo ai loro figli e nipoti. Io passerò questo ai miei figli e questo li manterrà nel patto di giustizia. E quando noi non saremo più qui, i nostri figli passeranno questo ai loro figli. Io lodo Lui, perché Lui è mio Dio, Lui è mio Padre, e perché Lui mi ha portato la verità della sua luce. Questa luce è eterna, durerà da adesso fino alla fine dei tempi. A colui che siede sul trono e dall'agnello sia la lode, sia la gloria per i secoli dei secoli. Amen. Noi diamo per scontato, perché noi abbiamo la Bibbia nella nostra lingua, no? Io
ho un sacco di Bibbie a casa, no? Quando vado a preparare una predica o studiare qualcosa, apro una, apro l'altra, questa traduzione, quella traduzione, prendo qualcuno in portoghese per fare un paragone, delle informazioni, abbiamo dei libri, abbiamo un sacco di cose. Ma la testimonianza di questa missionaria diceva che qualcuno lì parlava inglese e loro potevano leggere la Bibbia in inglese, ma tutti gli altri sentivano soltanto quello che gli altri insegnavano. E lei ha dedicato la sua vita, no? Quello periodo della sua vita lì, lei si è dedicata ad imparare la loro lingua e si sono messi a lavoro per tradurre tutto il Nuovo Testamento in modo che queste persone potessero avere la parola di Dio nella sua vita, no? E la preghiera di quello pastore lì all'inizio, quando lui prega, lui dice così: Signore, come il tuo servo Simone ha aspettato di compiersi l'arrivo di Gesù, no? Io ho aspettato nella tua promessa e Gesù sta arrivando a me attraverso la sua parola. Io ho aspettato in questa promessa. Lui stava dicendo la sua parola. Chi è la parola? Gesù. Giovanni dice che lui era il verbo si è fatto carne ed è abitato tra di noi. Lui stava dicendo: abbiamo ricevuto la parola, abbiamo aspettato per tanti anni e abbiamo ricevuto la parola nella nostra lingua, no? E dopo alla fine quella signora dice: guarda che adesso questa signora potrà imparare, perché in un altro video quella che sta parlando lì è una insegnante, no? Ci sono tanti video di queste qua. Lei è una insegnante, então allora sicuramente lei parla inglese. Allora lei parla di quest'altra signora, lei parla così: guarda che questa signora adesso avrà la Bibbia nella sua lingua e lei potrà insegnare ai suoi figli, che insegneranno ai suoi figli e che insegneranno ai suoi figli. L'immagine era troppo chiara, lì non si poteva vedere bene, ma loro piangevano di gioia per aver ricevuto la parola nella loro lingua. Piangevano di gioia. Non so se avete visto, c'era qualcuno che si puliva gli occhi così, no? E ballavano perché avevano ricevuto la parola di Dio nella loro lingua. E noi che abitiamo qui abbiamo tutte le possibilità. Tu puoi comprare nel negozio, puoi comprare su internet, noi abbiamo tutte le facilità del mondo, no? Quante volte noi leggiamo la Bibbia? Quanto tempo noi dedichiamo alla parola per conoscere quello che l'ha scritta, che l'ha ispirata? Quanto tempo noi dedichiamo? Quanto tempo noi diamo? E questo serve anche a me, perché io non leggo quanto dovrei leggere. George Miller, secondo quello che ci raccontano, lui ha letto la Bibbia tantissime volte e dicono che di tutte queste volte 50 volte lui ha letto in ginocchio. E quando lui stava per morire, lo hanno domandato: ma tu, cosa ti è mancato in tutta la tua vita? E lui ha detto: io volevo leggere di più per conoscere il Signore. Io volevo leggere ancora di più, perché ci sono ancora cose del Signore che io non so. E io volevo studiare di più, io volevo leggere di più. Che questa sia una realtà nella nostra vita, che noi possiamo imparare a rispettare questa parola, ad amare questa parola, a tenere questa parola stretta sul nostro cuore, a leggere attenti a tutto quello che c'è scritto qua dentro, in modo che tutto quello che c'è scritto qua dentro possa cambiare la nostra vita.
Che questo sia un desiderio che inizi da oggi a bruciare nei nostri cuori. Signore, io voglio stabilire un rapporto di intimità con te. È impossibile stabilire un rapporto di intimità con Lui senza conoscerlo. È impossibile conoscerlo senza leggere la sua parola. È quello che noi abbiamo che parla di Lui. Leggiamo, studiamo, dedichiamo del tempo, ci mettiamo nella sua presenza e lasciamo che lo Spirito Santo venga a riempirci di questa parola che ci cambia ogni giorno. Amen. Dopo, se volete il link, io posso mettere sul gruppo della chiesa là, in modo che possiamo